È successo che mi hanno dato un video e in questo video c'era il figlio di Trump a caccia in laguna a Venezia. E in questo video mostrava anche gli animali che aveva ucciso. Si tratta, in laguna vanno a caccia nelle cosiddette botti, che sono dei capanni da caccia che sono quasi a pelo dell'acqua, quindi sono nascosti e hanno degli stampi, poi ci sono dei richiami e attraggono le anatre che vengono, pensate, vengono da noi a svernare, perché naturalmente sono migratori. Dove loro si riproducono nel nord Europa non hanno più le condizioni ambientali perché lì c'è l'inverno e quindi vengono a svernare da noi. E da noi, invece di trovare un ambiente adatto, perché avremo anche un bel ambiente, la laguna di Venezia, tutelato, pensate, dall'Unione Europea, è un sito di rete Natura 2000, invece di tutelarle abbiamo i cacciatori che le sparano, ne uccidono tantissime e addirittura uccidono anche specie protette. Lo abbiamo visto in questo video perché in questo video Trump, il figlio di Trump, Trump Jr., Don Trump Jr., mostrava un'anatra selvatica, una casarca, che è una specie protetta, tra l'altro molto rara. Lo stesso Trump nel video dice c'è anche questa bella anatra, è un'anatra veramente molto bella perché è del genere volpoca, è tra le anatre e le oche e ha un colore alle ali di color ruggine, è veramente una cosa rara, tant'è vero che lo stesso Trump nel video dice mi hanno detto che è un'anatra molto rara da queste parti. Io quando ho visto il video, siccome conosco bene le leggi, io in passato ho fatto 20 anni di volontariato col WWF, sono stato guardia venatoria volontaria, guardia ambientale, ho tenuto più di 150 processi come teste dell'accusa, perché quando fai le denunce dopo, se si tratta di reati, ti chiamano anche a testimoniare. E quindi mi sono recato, naturalmente ho fatto un'interrogazione, perché? Perché si tratta di attività di caccia svolta in un sito rete Natura 2000 della Regione Veneto all'interno di un'azienda faunistico-venatoria che è autorizzata dalla Regione Veneto. Quindi abbiamo fatto un'interrogazione per chiedere cosa intende la Regione fare nei confronti di un'azienda dove si esercita il bracconaggio, perché uccidere una specie protetta è bracconaggio, e dopodiché, il giorno dopo, mi sono recato al comando stazione Carabinieri di Mestre Venezia a denunciare il fatto, depositando appunto questo video, perché a mio avviso c'erano dei reati in questa fattispecie, in questo video. La notizia di ieri, e quindi passiamo dal 4 febbraio, passiamo a ieri, è che la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ritenendo che nei fatti che ho denunciato sussistevano dei reati. Io credo che qui ci sono due questioni: la tutela di un patrimonio che la nostra legge definisce indisponibile dello Stato, cioè di tutti i cittadini. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, le leggi che devono essere rispettate, perché un cittadino americano che riconosce la fauna selvatica di quel continente, del continente americano, non può riconoscere la fauna selvatica europea, e lo dimostra quello che ha fatto. L'altra cosa è una questione di legalità. Ci sono le leggi vanno fatte rispettare, la legge è uguale per tutti. Se i cacciatori italiani abbattono anatre protette, vanno a processo. La stessa cosa deve accadere anche per i cittadini stranieri. Le voglio stringere la mano perché mi è piaciuto moltissimo, veramente, per il coraggio con cui, perché è una